Roccapietro del Passo Fedaia, parte della tappa più eclatante del Giro d'Italia, della parte più importante del Giro d'Italia, eravamo noi, quindi ci aspettavamo il passaggio dei corridori del Giro, pronti per diciamo fare il servizio d'ordine sulle strade, sulle intersezioni, sui bivi e disposti a stare sotto la pioggia. Vederci un annullamento del nostro percorso, quindi il Passo Fedaia e successivamente il Passo Pordoi, è stata davvero una grande delusione. Mi viene da dire che le foto che ritraggono i ciclisti del passato, i grandi campioni del passato in mezzo alla neve, con la loro bicicletta, ci fanno pensare ad un cambiamento di probabilmente anche di qualità, forse mi viene da dire, di quello che sono i campioni del giorno d'oggi. Pensare a un Giro d'Italia senza il tappone dolomitico allora a questo punto non è un Giro d'Italia. Sul Passo Fedaia erano più 3 gradi, eravamo sopra zero, non ha nevicato, le strade erano sì bagnate, ma normalmente come accade dopo una pioggia, quindi non capisco davvero e ci dispiace molto.